Tornate a casa le tante penne nere partite dalla Marca per partecipare allo sfilamento per le vie di Asti, a Treviso è già tempo di pensare alla prossima adunata nazionale degli alpini, che per la prima volta nella storia sarà una adunata diffusa e per la quale sono già al lavoro le sezioni di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene. Al passaggio di consegne che ha concluso l'appuntamento di Asti c'erano infatti i sindaci dei comuni interessati, ai quali l'adunata di Asti è sicuramente servita per osservare da vicino come funziona l'organizzazione di un evento ampio e complesso come questo. Ad Asti domenica solo gli alpini che hanno sfilato erano più dei 75.000 abitanti della città. All'adunata del Piave sono previste almeno 500.000 presenze. Una giornata intensa che è stata raccontata in ogni dettaglio da Rete Veneta attraverso una lunga diretta cominciata alle 8:30 del mattino e che si è conclusa poco prima delle 9 di sera. Più di 12 ore di diretta che hanno regalato tutte le emozioni di un evento intenso che ha visto protagonisti tanti nostri alpini. Un successo testimoniato dalle migliaia di SMS inviati dai telespettatori lungo tutta la giornata per raccontare le proprie emozioni o le proprie esperienze personali, testimoniare la propria vicinanza al corpo degli alpini o semplicemente salutare un parente che si trovava ad Asti. Una piazza virtuale che ha unito i trevigiani che sfilavano in Piemonte con chi li seguiva da casa attraverso la nostra emittente. Ora comincia il lungo conto alla rovescia per la prossima adunata. Nel 2017 toccherà a noi.